Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Io non sono degno, al numero 118. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Sono come la polvere alzata dal vento, sono come la pioggia piovuta dal cielo, sono come una canna spezzata dall'uragano, se tu, Signore, non sei con me. Io non sono degno di ciò che fai per me, tu che ami tanto uno come me. Vedi, non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi, prendi me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace e l'amore del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Un'espressione del Salmo di questa mattina nella preghiera delle lodi. Non scoraggiatevi nel fare il bene. Noi siamo qui proprio per vincere a volte lo scoraggiamento, l'amarezza, le nostre delusioni. Siamo qui per fare questo pieno di parola di Dio, di Gesù, perché Gesù ci dona la speranza, ci dona e ci riempie il cuore di gioia, di forza, per andare avanti, per andare oltre, per credere in Lui, nella sua potenza. Lasciamoci avvolgere dalla sua misericordia e confessiamo sinceramente le nostre mancanze, i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Cristo eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, nostra forza, nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo.
In quei giorni Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le 2 tavole della testimonianza, tavole scritte sui 2 lati, da una parte e dall'altra. Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: «C'è rumore di battaglia nell'accampamento». Ma rispose Mosè: «Non è il grido di chi canta vittoria, non è il grido di chi canta disfatta, il grido di chi canta a 2 cori io sento». Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le danze. Allora l'ira di Mosè si accese, egli scagliò dalle mani le tavole, spezzandole ai piedi della montagna. Poi afferrò il vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece bere agli israeliti. Mosè disse ad Aronne: «Che cosa ti ha fatto questo popolo perché tu l'abbia aggravato di un peccato così grande?» Aronne rispose: «Non si accenda l'ira del mio Signore. Tu stesso sai che questo popolo è incline al male. Mi dissero: fa per noi un Dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto». Allora io dissi: «Chi ha dell'oro? Toglietevelo». Essi me lo hanno dato, io l'ho gettato nel fuoco e ne è uscito questo vitello. Il giorno dopo Mosè disse al popolo: «Voi avete commesso un grande peccato. Ora salirò verso il Signore, forse otterrò il perdono della vostra colpa». Mosè ritornò dal Signore e disse: «Questo popolo ha commesso un grande peccato, si sono fatti un Dio d'oro. Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato, altrimenti cancellami dal tuo libro che hai scritto». Il Signore disse a Mosè: «Io cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. Ora va, conduci il popolo là dove io ti ho detto. Ecco, il mio angelo ti precederà. Nel giorno della mia visita li punirò per il loro peccato». Parola di Dio. Rendete grazie al Signore perché è buono. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a una statua di metallo, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia erba. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, meraviglie nella terra di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. Ed egli li avrebbe sterminati, se Mosè, il suo eletto, non si fosse posto sulla breccia davanti a lui per impedire alla sua collera di distruggerli. Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, affinché noi siamo come una primizia delle sue creature. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Oggi la parola del Signore ci ha messo innanzi la pagina del vitello d'oro, la famosa storia del vitello d'oro. E quello che mi ha colpito nella prima lettura, quello che è stato letto, è quanto si è detto. Questo popolo è incline al male. Noi siamo più portati a fare il male che il bene. Ci viene più spontaneo fare il male. Siamo inclini, siamo deboli verso il male. Non siamo forti, non siamo resistenti. La parola del Signore ci rivela la nostra debolezza e ci ha detto chiaramente questo popolo è incline al male. Viene spontaneo fare il male, reagire, arrabbiarsi, condannare, puntare il dito, odiare. Sono cose che vengono così, perché siamo inclini, siamo facilitati. Mentre a fare il bene bisogna vincere se stessi, bisogna lottare contro noi stessi, contro l'istinto. Dice nel libro della Genesi a Caino che fugge dopo aver commesso il suo assassinio, no? Dopo aver ucciso Abele. C'è la voce del Signore che lo insegue e gli dice: dove scappi, Caino? Dove scappi? Dove ti vuoi nascondere? Ma non sai che il tuo peccato è accovacciato davanti alla porta del tuo cuore. Dove scappi? Il tuo peccato è lì davanti, come un serpente accovacciato davanti alla porta del tuo cuore. E basta un attimo perché ti salti addosso. Ecco, noi siamo così. Chi ci salva? Gesù Cristo, che intercede per noi. È il nostro mediatore, è colui che dice al Padre: perdona, Padre, questo popolo della testa dura, questo popolo che è portato a metterti da parte per adorare un vitello d'oro. Quanta gente ha vitelli d'oro da adorare? Anche noi adoriamo il nostro vitello d'oro. Ci facciamo il nostro Dio a nostra misura. Crediamo di adorare il Dio vero e adoriamo il vitello d'oro che ci siamo costruiti. Vogliamo un Dio più facile, un Dio più comodo, un Dio che ci soddisfi, mentre il Dio vero è quello che ti inquieta, ti mette in crisi, ti fa lottare, ti fa uscire da te stesso e ti chiede il meglio di te.
Quanta gente è attaccata al vitello d'oro, anche oggi, il materialismo, le cose, quanta gente adora il vitello d'oro, il conto in banca, le proprie sicurezze, le cose materiali, tutte cose che ti lasciano il vuoto, l'amarezza. Quando morirai lascerai tutto. Anche i grandi, potenti uomini, grandi, senza fare i nomi, che sono i più ricchi del mondo, che hanno miliardi, hanno questo vitello d'oro da servire e lasceranno tutto. Il nostro Dio invece è un Dio che ama, è un Dio vero, è il Dio che ci accoglie, è il Dio che vuole fare una storia di amore con ciascuno di noi. E ci dice: non scoraggiatevi, perché nel Vangelo abbiamo sentito che il regno di Dio, quando Dio vuole fare qualcosa, lo fa sempre attraverso piccoli gesti. E il regno dei cieli è simile a un granello di senape. Prendete un granellino, un piccolo semino di una pianta. Vedete questo semino che quasi non si nota, vi scivola dalle mani, e niente, un semino, e lì c'è la potenza di una vita che attende di esplodere. E allora Gesù ha usato questa immagine, il seme di senape, che è il più piccolo tra tutti i semi della terra. Ecco, quel piccolo semino può trasformarsi in un albero grande, e gli uccelli possono venire a trovare ristoro tra i rami di questa pianta, da un semino. Ecco, le cose di Dio avvengono così nel silenzio. Semino. Semina semi Dio nel nostro cuore, un seme di amore, di pace. Aspetta a noi far crescere questi semi. Pregate perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi,
con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni sapienza. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Giuseppe e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, il nostro Santo Leopoldo, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Non abbiamo più Mosè che prega e intercede per noi. Abbiamo Gesù. Gesù che prega per noi, si offre per noi e ci salva, e ci ha purificati, e ci ha donato lo Spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo, vivo sugli schiavi della vita eterna. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Solo chiama al numero 83. Noi annunciamo la parola eterna, Dio è amore, questa è la voce che ha varcato i tempi. Dio è carità, passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Dio è luce, in Lui non c'è la notte, Dio è amore. Noi camminiamo lungo il suo sentiero, Dio è carità. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Passa questo mondo, passano i secoli, solo chi ama non passerà mai. Noi ci amiamo perché Lui ci ama, Dio
Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la gioia e la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Senda su tutti voi la benedizione del Signore, che ci rafforza nella nostra speranza nel fare il bene, nel non stancarci, nell'operare il bene, fare tutto per amore. Il Signore sia con voi. E per intercessione di San Leopoldo, senda la benedizione del Signore su tutti voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La messa è finita. Andiamo nella pace. Vergine Santa, Vergine Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi t'acclamiamo.
Produciamo da sempre i migliori articoli per i tuoi sogni. Il tupper è parte integrante del nostro letto. Ampia gamma confezionata con materiali di ogni caratteristica. Da Fedars col calore, il tessuto cambia colore. Materassi a molle o schiumati per uso privato, turistico o assistenziale, nelle versioni anallergiche e spoderabili lavabili anche su misura. Guanciali e biancheria, prodotta soprattutto con materiali senza impatto ambientale. Reti ortopediche motorizzate, ampia scelta di poltrone relax, motorizzate, massaggianti per la mobilità ed il comfort delle persone anziane. Produzioni per roulotte e camper. Possibilità di richiedere il sopralluogo di un nostro tecnico per consulenza e misure. Pagamenti rateali senza interessi, anche per persone anziane. Produzione e vendita diretta al pubblico. A Legnaro. Et je pense aux jours lointains. Et je pense aux jours lointains. Cari amici, ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Andiamo subito al sodo e vediamo cosa accadrà. Sul nostro territorio avremo delle nuvole in aumento con piogge, rovesci e